Sono ore d'angoscia per familiari e amici di Antonio Megalizzi, il giovane reporter rimasto gravemente ferito nell'attentato ai mercatini di Natale in pieno centro a Strasburgo. Un proiettile sparato da Sharif Shekat, il terrorista ancora in fuga, ha colpito il 28enne trentino alla testa. Inizialmente la ferita riportata non sembrava preoccupante, ma appena giunto in ospedale i medici si sono resi conto della gravità della situazione. Antonio lotta da 2 giorni in terapia intensiva tra la vita e la morte. È in coma. I sanitari dicono che non sia possibile operare il giovane per estrarre il proiettile. Difficile sapere cosa accadrà, ma le speranze che il reporter italiano laureato a Verona possa farcela sembrano affievolirsi ora dopo ora. Quello che per Megalizzi doveva essere un viaggio di lavoro per seguire i lavori del Parlamento europeo si è trasformato in una tragedia. Lui insieme a 2 colleghe stava passeggiando per il centro della città francese quando all'improvviso si è scatenato l'inferno, gli spari e le urla. Antonio che cade a terra, le 2 amiche con lui sotto shock. Di nuovo l'Europa piomba nell'incubo terrorismo che torna a colpire all'improvviso in un mercatino di Natale come nel 2016 a Berlino e torna la paura in vista dei tanti eventi in programma per le imminenti festività. Attenzione massima anche in Veneto, a Treviso già avviate da qualche giorno le misure di sicurezza. Già come dire, sono state messe in atto le pianificazioni che sono quelle che appunto ogni anno in questo periodo vengono evidentemente adeguate, ma che ripercorrono ormai lo schema usuale di far sì che queste riunioni di persone in gran numero nelle piazze principali avvenga, come dire, per quanto possibile al riparo di malintenzionati. Quindi c'era anche ovviamente la presenza del sindaco della polizia municipale, perché il loro apporto è importante, e quindi sono state un po', come dire, delineate quelle che sono diciamo così le misure che già da qualche giorno in realtà sono partite.